dello Squero, dove appunto si fa più che altro la manutenzione delle gondole. Barche in legno hanno bisogno di molta manutenzione. Qui fuori vedete noi facciamo manutenzione di tutte le barche, la maggior parte delle barche di gondole e gondolieri che hanno bisogno, visto che lavoro per fortuna c'è, seguiamo molto le manutenzioni. Poi d'inverno, quando questi lavori non si fanno più, allora all'interno seguiamo le costruzioni. Cerchiamo qui di mantenere i sistemi tipici, tradizionali, che si usavano più di 100 anni fa. Noi le facciamo ancora in fasciame, per cui c'è tutto un lavoro, diciamo, prima di ricerca di legnami, di stagionatura, e sono dei sistemi appunto che si tramandano da generazioni. Usiamo ancora i sistemi di una volta. Si usano 7 tipi di legno diversi, sono 2 mesi di lavoro circa per costruire una gondola e 7 tipi di legno. Sono circa 280 pezzi di legno, tutti inchiodati tra loro, non incollati, non avvitati, ma messi solo tramite chiodi, di 7 essenze diverse, perché ogni pezzo della gondola ogni volta è fatto con lo stesso tipo di legno perché ha caratteristiche diverse. Il grosso del lavoro appunto è mantenere queste barche che durano più di 30 anni fatte con questo sistema, però chiaramente ci sono pezzi che deteriorano, vanno ridipinte, vanno asciugate, vanno lavate, per cui il grosso del nostro lavoro, vedete, è qui fuori all'aperto al sole, dove le barche possono asciugare, il legno si asciuga e nel frattempo vengono rimesse in sesto. La gondola chiaramente è una barca asimmetrica, vogata da una sola persona, per cui viene fatta asimmetrica per poter bilanciare un po' la spinta che manca nell'altro fianco della gondola. Cioè, il gondoliere ha un solo remo, intanto deve essere ben alai, si dice a Venezia, cioè deve stare giusta nell'acqua, che quando il gondoliere monta la prua e la poppa siano alla stessa altezza. Cioè sono dei segreti, diciamo, che sono tramandati di generazioni. Io ho imparato da chi c'era qui prima di me, e sono tutti dei segreti nella costruzione che si tramandano da generazioni.